Benvenuti, oggi è lunedì 23 settembre 2024. Il sole sorge alle 6:48 e tramonta alle 18:56. La luna sorge alle 22:24 e cala alle 13:11. Il santo del giorno è Padre Pio. Il nome Pio viene dalla devozione cristiana e significa ligio alla religione, virtuoso. Oggi 23 settembre è la giornata internazionale delle lingue dei segni. Celebrata per la prima volta nel 2018, rappresenta un'opportunità per sostenere e proteggere l'identità linguistica e la diversità culturale. Secondo la World Federation of the Deaf, cioè la Federazione Mondiale dei Sordi, sono circa 72 milioni le persone sorde in tutto il mondo. Nel 2020 la stessa federazione lancia una sfida globale che mira a promuovere l'uso della lingua dei segni da parte dei leader locali, in collaborazione con le associazioni e organizzazioni di ogni paese. Buon compleanno a Gino Paoli, che oggi compie 90 anni. Ha scritto e interpretato brani popolarissimi come Il cielo in una stanza, La gatta, Senza fine, Una lunga storia d'amore e 4 amici. 7 i festival di Sanremo ai quali ha partecipato, mentre non si contano le collaborazioni con i colleghi. Sono invece 75 gli anni del boss, Bruce Springsteen, uno dei più amati cantanti rock della storia. È diventato famoso soprattutto per le sue coinvolgenti e lunghissime esibizioni dal vivo, in particolare negli anni 70 e 80. Fra gli album di maggior successo, Born to Run, The River and Born in the USA, in cui ha raccontato la quotidianità degli ultimi d'America. In più di 40 anni di carriera ha venduto circa 120 milioni di dischi. E terminiamo questa carrellata di cantanti facendo gli auguri anche allo spagnolo Julio Iglesias, oggi 81enne. Con 300 milioni di dischi venduti è l'artista latino di maggior successo di tutti i tempi e il 7° in assoluto. Il ragazzo è stato portiere del Real Madrid, ma un grave incidente stradale nella notte del 20° compleanno ha cambiato tutto. Nell'anno e mezzo di convalescenza ha cominciato a scrivere canzoni e a non smettere più di farlo. Tra i singoli più famosi, Se mi lasci non vale e Sono un pirata, sono un signore. Aveva osato raccontare nei suoi articoli le logiche di potere della camorra. Per questo il 23 settembre del 1985 il giornalista de Il Mattino di Napoli, Giancarlo Siani, venne trucidato da un commando di killer a colpi di pistola mentre era sotto casa a bordo della sua auto. Aveva solo 26 anni. Che fonti di energie alternative potremmo utilizzare? Avrete sentito parlare di energia idroelettrica, cioè derivante da impianti che utilizzano dighe che frenano il flusso dei fiumi per generare corrente elettrica. Un meccanismo analogo avviene col vento per l'energia eolica, ma nelle regioni vulcaniche è possibile un'ulteriore fonte di energia, quella geotermica. I relativi macchinari mandano acqua fredda attraverso dei fori di trivellazione fino ad un bacino naturale situato vicino a una regione vulcanica. In superficie risaliranno quindi acqua calda e vapore ad alta pressione che azionerà delle bobine e produrrà corrente. Buongiorno ai 12. La settimana di quest'autunno non poteva iniziare meglio con Venere che scivola nel segno sensualissimo dello Scorpione. Cosa accade ai 12? Ariete, la buona notizia per voi è che Venere non è più in opposizione, il che significa che il tiro alla fune, il gioco di contrari e di attrazioni con il partner sembra essere terminato per dedicarsi a qualcosa di più stabile. Toro,
Venere, proprio il vostro pianeta, da oggi è in opposizione, in serata entrerà nel segno dello Scorpione, quindi il vostro guardiano planetario si opporrà un po' a voi, quadrando con Plutone e quindi portando a galla qualche vecchio trascorso un po' da elaborare. Gemelli, la giornata di oggi promette abbastanza bene, perdete sì il trigono con Venere, ma inizia per voi una settimana piena di risvolti positivi. È la Luna oggi che vi fa compagnia e che vi aiuta a essere più sensibili e empatici con tutto ciò che vi circonda. Cancro. La vostra luna oggi è una luna abbastanza pensierosa che vi fa riflettere un po' sul da farsi, ma una bellissima posizione di Venere sarà sicuramente un aiuto decisamente importante per la vostra emotività, per cui con amore e con una certa diplomazia tentate di sistemare un po' di cose che riguardano lavoro, casa, amore e patrimonio. Leone, la settimana inizia con Venere in quadratura, la Luna oggi è dalla vostra parte, Venere non lo è più. Tenderà comunque a rendere centrali gli effetti sulla famiglia e sulle dinamiche affettive che dovranno essere meglio equipartite. Vergine, la giornata di oggi si apre con un ritorno di una Venere compatibile ed amica. Avete ancora Mercurio dalla vostra parte e mentre il Sole è transitato in Bilancia salutandovi, è finita oggi la vostra epoca zodiacale per quest'anno. Ci rivedremo l'anno prossimo con il Sole, per cui potete concedervi anche un po' di rallentare e essere sicuri che tutto andrà bene. Bilancia, proprio Venere, il vostro pianeta, esce dai vostri gradi, ma diventa molto più pratico, molto più visibile, molto più oggettivo e promette anche dei risvolti economici abbastanza interessanti. Venere però quadra con Plutone, per cui sicuramente dovete stare attenti a qualcosa che dal passato torna a galla proprio per i venusiani e assieme al Toro dovete stare bene attenti alle parole che il partner vi dice. Scorpione, la giornata di oggi è una giornata molto bella. Il lunedì inizia con una bella Venere che entra nei vostri gradi, diventando per logica zodiacale una delle Veneri più sensuali dello zodiaco. Quadra proprio a Plutone, al vostro maestro zodiacale, per cui probabilmente una revisione di tutto un passato sentimentale che finalmente vi fa pacificare, utilissima quindi, con tutto il vostro percorso. Bisogna saper utilizzare bene questo transito. Sagittario, Venere si nasconde nell'area della vostra emotività, è una Venere di 12ª area ideale nel vostro caso ed è sicuramente una Venere che piano piano vi renderà tutto un pochino più nostalgico e più romantico. La Luna oggi è in opposizione, quindi oggi non è il caso di siglare contratti ed avere a che fare con tutta una serie di transazioni, proprio perché la Luna si unirà presto a Giove nell'opposizione e vi sconsiglierà tutta una serie di passaggi più o meno legali o patrimoniali. Capricorno, Venere torna a essere amica e sensuale, quindi un po' di riposo in più, un po' di benevolenza in più e qualche piccola fortuna lavorativa ed amicale. Cercate quindi di sfruttare bene questo transito, mentre ancora Marte è in opposizione e utilizzate quel Plutone proprio per rivedere tutta una serie di comportamenti affettivi, nel vostro caso molto importanti. Acquario, Venere oggi entra in quadratura, non che siate più romantici dello zodiaco per natura, però certamente questo dato vi rende comunque un po' smaniosi e un po' provocatori. Ecco, sfruttate bene i transiti planetari della Luna che oggi promettono dei begli incontri. Pesci, la giornata di oggi inizia benissimo con uno stupendo trigono dal pianeta Venere, una Venere che nei vostri gradi si esalta, ma che in Scorpione diventa amica, sensuale e un ottimo sprono per fare benissimo. Nuove idee è una nuova realtà psicofisica che vi aiuta decisamente moltissimo. La Luna oggi è in quadratura e anche se siete riluttanti all'idea di affrontare la giornata lavorativa con tutto quello che c'è da fare, non scoraggiatevi perché in serata Venere ha una sorpresa per voi anche se lunedì.
Siamo durante la Seconda Guerra Mondiale. Assumendosi la responsabilità di un attentato compiuto il giorno prima, il 23 settembre del 1943, il carabiniere Salvo D'Acquisto si offre in cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia. Verrà fucilato a Roma poco dopo. Essere in un brodo di giuggiole, toccare il cielo con un dito, essere al settimo cielo. In italiano sono tante le espressioni utilizzate per parlare di quel senso di felicità indescrivibile che ci colpisce quando abbiamo delle notizie inaspettate e bellissime. Ma come si dice in inglese? L'espressione on cloud nine sta proprio ad indicare quella gioia irrefrenabile che non riusciamo proprio a trattenere. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Ci sono molti misteri nella vita di Padre Pio. Miracoli, apparizioni, le stimmate, la persecuzione subita dalla Chiesa. Nato a Pietralcina, Francesco Forgione già da bambino riceve frequenti visite di Gesù e Maria e vede demoni e angeli. Pensando tutti abbiano queste facoltà, non ne parla però a nessuno. A 16 anni entra in convento con il nome Fra Pio. Nel 1916 viene trasferito a San Giovanni Rotondo e appare sempre più chiaro che la sua vocazione è compatire e caricarsi del male e del dolore altrui. Il suo nome inizia a diffondersi. Il 20 settembre del 1918 riceve le stimmate dalla Passione di Cristo, che per 50 anni restano aperte, dolorose e sanguinanti. Lo visitano medici che non capiscono. Viene sospeso e solo dopo diversi anni viene reintegrato nel suo ministero sacerdotale. Quando muore il 23 settembre 1968, le stimmate scompaiono dal suo corpo. Beatificato nel 1999, è canonizzato nel 2002. Ci salutiamo con la frase del giorno. In tempo di crisi gli intelligenti cercano soluzioni, gli imbecilli cercano colpevoli. Oggi è lunedì, quindi primo giorno della settimana ed è perfetto per i nuovi propositi. Siate sempre alla ricerca di nuove idee, spunti e soluzioni e vi rinnovo l'appuntamento per domani con un'imperdibile puntata dell'Almanacco. Buona giornata!